Ecco, diciamo che parliamo di un argomento molto complicato, perché chiaramente stiamo parlando di analizzare come e chi e quanto si leggeva e scriveva in un periodo antico. Ovviamente noi non abbiamo di quel periodo nessun dato scientifico, statistico in particolare. Teniamo presente che, tanto per dare una misura, attualmente dati UNESCO, nella popolazione dell'intero pianeta Terra l'87% degli uomini e il 77% delle donne risultano alfabeti, cioè dovrebbero saper leggere e scrivere. Ma questo fenomeno di fusione di massa dell'alfabetismo è recente, perché parliamo solo dell'Italia 1861, nel momento della unificazione. Lì avevamo il 71% di analfabeti, picco in Sardegna 91%, i dati migliori sono il 57% del Piemonte e il 60% della Lombardia. Quindi partiamo, cioè è una cosa di un secolo e mezzo il recupero, diciamo, dal maestro Manzi in poi, insomma, diciamo così, da non è mai troppo tardi. Però in Europa, lo vedremo poi con un cenno più avanti, sempre in quell'epoca avevamo il 10% di analfabeti in Svezia e il 20% in Prussia. E vedremo poi qual è la ragione di questa. Allora, torniamo al periodo antico. Il periodo antico, io qua vi ho tirato fuori delle immagini a colori, perché questi li vediamo sempre in marmo bianco o in bronzo, in bronzo scuro. Questi avevano le loro facce, esistevano davvero. Dire chi fosse alfabetizzato o analfabeta in quest'epoca è difficilissimo. Dobbiamo considerare che si parlavano nell'impero romano I-II secolo, si parlavano e scrivevano una dozzina di lingue, senza contare il greco e il latino. Quindi è come se noi dicessimo che sono analfabeti quelli adesso in Europa che non parlano in inglese, ma magari parlano il portoghese e lo spagnolo. Però capite, se noi guardiamo l'alfabetismo greco o latino, perdiamo di vista intere, diciamo, regioni dell'impero dove c'era l'alfabetismo, però non si parlava o scriveva il latino, oppure lo si parlava rozzamente come seconda lingua. Qui ho trovato, potrei trovarne moltissimi, sono tutti egiziani questi. Allora, tanto per darvi un'idea, in quel periodo si facevano anche epigrafi, quindi si scriveva anche sulla pietra in diverse lingue. Questo è il demotico egiziano, quello che parlavano probabilmente quei 6 signori di prima. Questo è il celtico, la prima iscrizione è in alfabeto celtico, quell'altra è in alfabeto latino, però in lingua celtica. Questo è punico, il punico è bilingue punico-latino. Questa invece è greco, però è a Nazaret, per cui abbiamo una situazione in cui i documenti ufficiali erano scritti in latino o in greco, in latino nella parte occidentale dell'impero, in greco nella parte orientale. E questi documenti andavano messi anche là dove la lingua locale, in questo caso a Nazaret parlavano aramaico, cioè solo pochi potevano leggere questa scritta. Questa tra l'altro è la famosa iscrizione di Tiberio sul divieto di entrare e rubare i corpi dai sepolcri, per cui è stata associata chiaramente a una resurrezione particolarmente famosa. Ecco, però voglio dire, tutta questa varietà di lingue ci fa pensare, ma se c'erano questi testi scritti, qualcuno li avrà pur letti. E qua andiamo su un problema particolarmente complesso. Vi faccio vedere adesso una piccolissima selezione di testi che avreste potuto trovare passeggiando in una giacca. Per esempio questa bellissima, elegantissima, davvero modernissima, quasi vagamente art déco anni 20, è un'iscrizione, praticamente un affittasi
a Pompei. Vedete che si può leggere, vedete che addirittura ci sono degli eleganti puntini che distinguono le parole. In predis Iulie, SP è la spuri filie, felicis locantur, si loca, rimane quello, e c'è tutta la storia. Vedete questa bellissima. È chiaro che chi faceva scrivere da un artigiano questa cosa si aspettava che qualcuno la leggesse. Ovviamente chi poteva affittare quel po' di complesso residenziale che è il complesso di Giulia Felice a Pompei, ovviamente in qualche modo o era capace di leggere o se la faceva leggere. Quindi questo è un motivo. Poi abbiamo tutta l'enorme quantità di scritti ufficiali. Questo qui sono i Fasti Triunfales, per esempio. Questo sono dei calendari bellissimi, elegantissimi, come vedete. Questa è una moneta. La moneta era uno degli elementi di comunicazione del pensiero. Per slogan, sia i magistrati repubblicani che quelli imperiali comunicavano, in questo caso Munificenzi Augusti, praticamente questo imperatore vi offriva uno spettacolo con l'intervento degli elefanti e ti faceva capire che ci metteva i soldi. Munificenzi Augusti vuol dire che pago io, insomma, ecco. E quindi, però anche qui qualcuno doveva pur leggere quella scritta, ok? E partiamo dalla tecnica di scrittura. E questo qui è, diciamo, il telefonino, il tablet di quella volta lì. Cioè, questa la potevano avere tutti, è una cosa pochissimo costosa, una piccola intelaiatura, questa è una ricostruzione moderna, una piccola diciamo, struttura di legno su cui veniva fusa la cera, sostanzialmente un chiodo fornito di una spatola, e con questo si scriveva e si cancellava. Questo ce l'avevano tutti, si poteva avere con più pagine dentro, le pagine, queste hanno tutte un dorso di legno, le pagine interne invece erano fronte e retro di cera, per capirci, no? Quindi più ne mettevi e più avevi pagine per scrivere. Questo è lo strumento di base, su questo si faceva di tutto, era, diciamo, quello per prendere appunti, poi tornavo a casa e lo riportavo su qualche strumento, diciamo, elemento più solido. E per questo mi sono permesso di mettere due etimologie. Abbiamo detto lettura e scrittura nell'antichità. Bene, scrivere vuol dire incidere, nasce da una radice indoeuropea che significa incidere. Tracciare, e scrivere in latino è tracciare con lo stilo. Lo troviamo su schreiben in tedesco, su Eckreer, anche write in inglese, che non viene da quella etimologia, viene comunque da un verbo che significa graffiare. Quindi per scrivere tutti graffiano e incidono all'inizio. Mentre leggere è molto bello. Leggere in latino è raccogliere ma anche leggere. E esiste l'espressione leggere oculis, cioè leggere con gli occhi, cioè lo sguardo tira su le lettere e compone la parola nella tua mente. È molto bello. Funziona anche questo in tedesco e in francese, mentre gli inglesi, che hanno una lingua che dopo tutto sono anche un'isola, insomma, che viene attraverso altri meccanismi, hanno un'altra, read viene da un proto-germanico redan, che vuol dire discutere e deliberare. Ovviamente anche in questo caso però il procedimento è lo stesso. Cosa faccio io? Guardo tutte queste lettere, discuto, delibero ed esce il prodotto, no? Quindi siamo sempre lì. Però la cosa interessante è che questi sono rimasti termini antichissimi, anche se noi non ce ne rendiamo più conto, ma scrivere è incidere qualcosa, quindi è quello stilo che va sulla cera. Pompei è il più grande deposito, adesso mi pare che sono 10.500 Pompei, tra graffiti murari e iscrizioni scritte. Un esempio di iscrizione scritta ve l'ho fatto vedere prima, dopo vedrete anche dei graffiti murari.
Quindi 10.500, questi muri, che vedete, questa è una bellissima immagine dall'alto, questi muri parlano ancora, ci parlano, dicono un sacco di cose. E il problema è che chi scriveva per altri che sapevano leggere, ovviamente. Ma siccome, lo vedremo dopo, la lettura, per esempio, di un graffito murario, di un'iscrizione, la lettura nell'antichità è sempre ad alta voce. Questa è un'altra cosa che a noi sconcerta, no? Quindi se voi vi mettevate vicino a uno che stava leggendo una cosa, la sentivate gratis senza saper leggere e scrivere. E questa era un'altra delle modalità di comunicazione. Cioè entrate in una città e tutti si mettono, quelli che sanno leggere, si mettono a leggere quello che vedono, e quelli che non sanno leggere ascoltano. Anche questo, che a noi pare veramente stravagante, è una delle modalità particolari dell'antichità, perché nell'antichità romana non c'era nessuno stimolo particolare, se non quello per passare a una categoria sociale migliore, avere un lavoro migliore, ma era difficile poterlo fare. Non c'era nessuno stimolo a imparare a leggere. L'imparare a leggere viene da due, quando diventa di massa, diventa da due rivoluzioni che avvengono nel XVI secolo. Una è la rivoluzione tecnica, pratica della stampa a caratteri mobili. Quella consente di avere i libri, perché se voi avete sempre solo una copia di un libro, capite che la diffusione, a meno che non siate in un monastero, un po' alla volta leggete tutto perché siete lì in 25 e leggete solo voi, ma altrimenti nella normale dialettica quotidiana leggere una cosa era difficile. Allora, la stampa consente finalmente la riproduzione di un testo. Questa è la prima rivoluzione. La seconda rivoluzione, che è quasi contemporanea, è la rivoluzione protestante, quando una fede religiosa dice che ogni suo componente deve leggere la Bibbia, deve essere capace di leggere la Bibbia, e si comincia, Gutenberg la prima cosa che fa, stampa la Bibbia, in tedesco, credo. Non sono sicuro, ma sì, l'ha tradotta, ma insomma se non l'ha tradotta, se non l'ha fatta subito, Lutero ha provveduto a tradurla rapidamente. Fatto sta che abbiamo questa diffusione e le Bibbie familiari, c'è addirittura una branca della filologia che si occupa delle Bibbie familiari, perché nelle Bibbie familiari si scrivevano le date di nascita, gli eventi, i matrimoni, la storia della famiglia è contenuta negli spazi bianchi laterali, avanti, insomma, delle Bibbie. Quindi questa roba qui ha prodotto quel numero che dicevo prima, cioè 1850-60, Svezia 10% di analfabeti, Prussia 20% di analfabeti, mentre la Spagna e l'Italia, cattolicissime, vanno attorno al 70-80% di analfabeti. Non parlare della Russia, è un caso diverso, che ha sempre il 90% di analfabeti, eccetera. Però, capite, quello c'era stato il bisogno era la lettura perché la religione, i protestanti hanno un grosso senso di responsabilità personale, quindi il mettersi in gioco direttamente nei confronti della divinità anche sul piano della conoscenza del libro. È chiaro che questo ha prodotto non solo il numero delle copie che venivano vendute, stampate, la Bibbia è sempre stata nel top dei libri più stampati e più venduti, ma anche ha fatto sì che la gente imparasse a scrivere. Non c'era nessuna motivazione del genere nell'antichità, perché anche i libri sacri, esistevano anche libri sacri, ma nessuno sentiva il bisogno di leggerli, a meno che non fosse un sacerdote del culto isiaco che allora leggeva i libri di Iside o Osiride, ma altrimenti non c'era questo bisogno. Quindi questa è un'altra cosa, oltre alla lettura ad alta voce, questa del fatto che non si ha il bisogno di leggere è un'altra delle caratteristiche. Questo è l'alfabeto latino standard. Vorrei considerare che la G, adesso la cosa qui nella versione Windows è spostata un po' il fumetto che doveva rivolgersi verso la G. Comunque la G è una lettera
recente, è stata introdotta con una legge del 234 a.C. perché sapete il famoso Caio Giulio Cesare, no? C. Giulio Cesare. C veniva letto G, perché in realtà si chiama Gaio Giulio Cesare. Ovviamente questi hanno continuato a scrivere C. lo stesso, ma la lettera è stata introdotta perché creava problemi. L'altro problema grosso è la V di Venezia, V, perché veniva letta U o V a seconda del caso. L'ultima lettera è la X, perché lo dice Quintiliano, X nostrarum ultima. La Z e la Y e la Z sono introdotte più avanti per fare la traslazione dal greco, non ha un significato latino, cioè non ci sono parole latine che abbiano la Y o la Z. La K serve solo per le date e per scrivere Cartago, eventualmente, ma se no serve per le calende. Quindi di queste 21 lettere diciamo che la G praticamente poteva anche non esserci, perché tanto scrivendo C andava bene lo stesso, il K non serviva a niente, quindi con 19 lettere questi se la cavavano. Qui è solo per dire la classificazione delle fonti epigrafiche maggiori, lapidi, minori, sono le iscrizioni parietali, le fonti paleografiche, papiri, cioè le fonti numismatiche, ma questo insomma non ha molta importanza. Torniamo alla nostra tavoletta. Allora, intanto i nomi. La tavoletta cerata si chiama codex, come il codice medievale più avanti. Il codex, che vuol dire legno, è come se noi dicessimo legno, dammi un legno, legno era la struttura che portava là. E vedremo che si scrive anche sul legno poi. Viene usata anche nel diminutivo codicillum, codicillus, scusate, no? Codicillus è usato spesso al plurale, codicilli che adesso da noi sono diventati gli appunti giuridici, ecco, e che voleva dire insomma una cosa piccola, uno scritto piccolo. E lo stilus invece, quello lì, sarebbe la traduzione corpo acuminato. Questi sono degli stili di varie epoche, di bronzo, di ferro e di argento, insomma. Vedete che tutti comunque hanno la stessa caratteristica, una punta e una spatola. Questo è il classico stilema pittorico che indica qualcuno pensosamente intento a pensare che cosa doveva scrivere. C'è sempre questa ragazza con lo stilo poggiato sul labbro che pensa, questa guarda lo spettatore, sì, il suo interlocutore umano, e vedete che questa ha una tavoletta, vedete che ne ha più di due, perché non sono solo la copertina e il retro, ma ci sono dentro altre due tavolette che sono quindi doppie, quindi questa qui scriveva su 6 pagine, aveva 6 pagine, e ce lo presenta dalla parte praticamente le tavolette sono chiuse, perché non cambiano questa qui ha sempre lo stilo, vedete, puntato sul labbro, però ce le presenta, le tavolette sono aperte e sono più di due anche qua. Vedete che la caratteristica e dopo ne vedremo una vera, la caratteristica della cera è di essere scura, perché probabilmente l'incisione schiariva di colpo la cera. Questa è un'altra più bella, qui c'è marito e moglie che si presentano ai loro ospiti per far vedere quanto sono colti, la ragazza è sempre, la signora insomma è sempre con lo stilo lì e le sue tavolette, l'uomo invece ha un papiro arrotolato, e vedete che c'ha una specie di linguetta rossa che pende dall'alto, quella è l'etichetta, perché il papiro veniva deposto sullo scaffale in modo longitudinale, pendeva quindi l'etichetta, perché sennò il papiro non ha il dorso del libro che è così comodo, vado a cercare dal dorso di chi è il libro, e quindi si guardavano queste etichettine. Questa è molto famosa ed è nella casa di Papio Proculo a Pompei. Ovviamente ci fanno vedere quanto sono colti. Questo è un altro dipinto, sempre pompeiano, dove
si vede la cosiddetta poetessa, insomma una donna con la sua tavoletta di cera, e sulla mano destra si vede che ha lo stilo. Anche questa è intenta a pensare, a qualcosa a scrivere. Questo è lo scriba, da bravo impiegato, ci fa vedere quanto lavora, ha moltissime tavolette cerate, e questo è proprio il classico rilievo. E questa è una tavoletta vera. Ovviamente si sono conservate soprattutto in Egitto, per via del clima, che ha potuto mantenere in vita questi prodotti che sono evidentemente molto delicati. E in questo caso, smentendo anche quello che dicevo io prima, cioè che la tavoletta serviva per poi essere cancellata, ci sono dei casi come questi in cui la tavoletta invece serviva come modulo in cui io scrivo una cosa e la deposito in archivio. Questa qui infatti è una dichiarazione di nascita di un bambino. Quindi uno scriveva io sottoscritto padre dichiaro che è nato mio figlio, e sul retro, sul legno, firmavano i testimoni. Io qua mi sono permesso di introdurre chi sono, insomma, i personaggi. Vedete, questo era un militare, tutti i testimoni sono veterani, ovviamente i testimoni sono 7, io qui ho 1, 2, 3, 4, poi ci sono 2 firme sulla sinistra messe però ci sarà un'altra firma, chissà dove, le firme sono comunque 7, quindi abbiamo un atto di nascita con ben 7, cioè un'operazione anche complessa in cui diciamo il dichiarante scrive sulla cera e i testimoni sul retro, sul legno. Questa è un'altra molto più complessa, sempre egiziana. Questa, come anche quel signore di prima, sono comunque italici. Questa si chiama Sembronia gemella, credo sicuramente è una italica, e questa scrive in 2 lingue, scrive diciamo sia in latino che in greco, e fa una dichiarazione di nascita per i suoi 2 gemelli che sono illegittimi. Quindi anche qua, anche in questo trovate, insomma, siamo di fronte a un'anagrafe che non ha nessun problema. Non so per quale ragione questa sia bilingue, comunque qui abbiamo anche la data precisa, il 29 aprile del 145 d.C., quindi c'è la data, quindi si capisce anche quando. Ho messo una specie di righello, vedete che l'oggetto è grande, un po' meno di 19 cm, quindi insomma non sono cose, e si è conservato abbastanza bene il testo greco perfettamente, il testo latino è un po' slabrato, vedete sul fondo il famoso legno. Ecco qui, quello sembra che abbia un portatile, comunque non è un portatile ma una tavolettona di cera grande, e volevo farvi notare che l'espressione tabula rasa, che si dice ancora adesso, sta a indicare che quello lì, dopo aver scritto, cancella, cioè riposiziona la cera dritta e cancella, quindi quella è fare tabula rasa. Questo era per dire che non solo i latini ma anche i greci usavano le tavolette di cera, e con questa vedete che c'è per esempio il giovane sulla sinistra che ha tante tavolette, il signore barbuto invece ha un papiro che srotola, diciamo così, dall'alto verso il basso, mentre la ragazza sull'altro vaso ha un papiro che viene srotolato da destra verso sinistra. Allora, quello dall'alto verso il basso è scritto in tutte righe sequenziali, mentre il papiro letto in questo senso era scritto a colonne, aveva questa differenza, insomma, diciamo. E qui, attraverso questo passaggio, andiamo a parlare del papiro. Il papiro è, non vi sto a dire la lavorazione molto complicata, insomma, una pianta, una canna che viene svolta, trattata in qualche modo, insomma, e vengono fatti dei fogli che avevano anche delle misure standard, come adesso diciamo la carta A4, insomma facevano delle misure abbastanza standard, e questi fogli venivano scritti. Una volta finita la scrittura venivano incollati, quindi bisognava lasciare un certo bordo ovviamente libero dalla scrittura, venivano incollati con colla di farina, acqua e farina,
e venivano poi avvolti con, se voi guardate il papiro alla sinistra lì, della parete del dipinto pompeiano, ci sono dei bastoncini che si vedono, che raccolgono, sui quali sono avvolti i fogli di papiro incollati. Quello si chiama umbilicus perché guardando il rotolo, diciamo, disposto sullo scaffale, noi lo vediamo come l'ombelico e vedete che qui questo dipinto parietale di Pompei ci mostra l'instrumentum scriptorium, come si dice, cioè tutte quante le cose che servono. Cioè lì abbiamo il barattolo di inchiostro con il calamo da sinistra, poi il papiro che, a differenza di quello che si teneva il signore, non è di quelli che si aprono così, e ha la sua etichettina al centro per indicare di cosa tratta. Poi ci sono le tavolette cerate con la cera nera e lo stilo, e poi c'è anche la lavagnetta appesa di cera, come si usa adesso al chiodo, e ho scritto comprare il pane. Ha proprio questo significato qui, perché è proprio appesa a un chiodo. E c'è anche nel Satiricon di Petronio c'è un avviso scritto che viene lasciato per dire il tal giorno il nostro signore Trimalcione non sarà in casa, e così è scritto nella tavoletta in quel caso. E passiamo al papiro. Questo papiri ce n'è un'infinità incredibile, sono la più parte egiziani, sempre per via del clima. Questo è un frammento degli elementi di Euclide, vedete che c'è anche il disegnino di una cosa geometrica. Questi sono quelli di Ercolano, che si sono salvati nella forma di carbonizzata, però vedete sono proprio come erano sullo scaffale, cioè come se noi trovassimo un pacchetto di libri carbonizzati messi così, ognuno col suo dorso. Ovviamente qui le etichette si sono bruciate, però vedete il bastoncino che fa da ombelico e sta lì. Ovviamente questi, così come li vedete, sembra impossibile che si possa trarne qualcosa, invece con una macchinetta diabolica che ha inventato uno, ma alla fine dell'Ottocento, con delle cose biadesivi, insomma, sono riusciti a svolgerli lentissimamente. Viene fuori una scritta un po' tipo un negativo fotografico, però la scoperta di una serie di papiri nella biblioteca greca della villa, appunto, dei papiri di Ercolano, ha dato la possibilità di scoprire le opere di un filosofo epicureo che si chiama Filodemo, che erano sconosciute. Quindi ci aspettiamo ancora di queste scoperte. Ovviamente materiale così non è proprio fruibile, però questo offre il convento e d'altra parte. Questo è un papiro, l'ho messo perché è in latino, la più parte sono greci, è un Carme sulla battaglia di Azio, e questo è un papiro sempre egiziano scritto in latino di uno che faceva esercizio di scrittura. Per 6 volte è riportato il verso, questo gli avranno detto devi scrivere 6 volte, che avrà fatto degli errori, e questo scrive, è un verso dell'Eneide, non tibi tindari disfacesse in visa la tiene, vabbè, insomma, vuol dire non ti è odiosa bellezza della Tindaride di Sparta, cioè un verso contro Elena di Troia, e vedete che ovviamente è molto rovinato, però il non tibi lo scrive, si legge dappertutto. Questi qui faceva l'esercizio, siamo in Egitto, scrive in latino, anche questo è particolare. E poi veniamo a uno dei problemi che ci sono, perché il fatto, come abbiamo detto prima, che la difficoltà di diffondere e di conservare gli scritti era data anche tecnicamente dai mezzi che si adoperavano, ci si è sempre chiesti com'era possibile che tipo Cicerone scrivesse le orazioni catilinarie. Chiaro che non si metteva lì a scrivere, ma dettava, perché anche il più bravo, il più colto uomo non aveva la tecnica che avevano i
gli artigiani di questa materia. In questo caso si chiamano questa diciamo, tecnica tachigrafica, cioè di scrittura veloce, si chiama appunto note tironiane, perché Tirone, che era il segretario, diciamo, di Cicerone, aveva inventato un sistema, adesso lo diremo stenografico, insomma, no? Di scrivere velocemente. Allora, prima vi ho portato una scritta, quella in alto del codice Pariginus, eccetera, dove vedete che c'è una parte che è tachigrafica e una parte invece scritta per esteso, perché nel Medioevo arriviamo a 13.000 simboli. Chiaro che erano pochi quelli che si potevano ricordare 13.000. All'epoca romana parliamo di 4.000, 5.000 simboli e già quelli sono tantissimi. Comunque, per dirvi, centum si scrive C, voluta, si scrive un rotolino, circum è una specie di anfiteatro e così via. Questi qua sono alcuni esempi. Peraltro c'è un sito di questa roba qui online, credo più per medievisti che perché chiaramente si trova più su roba medievale questa cosa qui, perché trovare note tironiane di epoca romana è molto più raro invece. Ma era obbligatorio dire questo perché dall'epoca di Cicerone all'epoca di Sant'Agostino, dove sappiamo che alcune omelie agostiniane sono state trascritte mentre le diceva, mentre le pronunciava, e quindi chi le ha trascritte per forza doveva avere questo tipo di tecnica, perché altrimenti trascrivere per intero uno che parla è quasi impossibile anche adesso, insomma. Quindi diciamo che hanno una storia, e questa storia si è prolungata all'epoca dei monasteri, insomma, degli scriptoria dei monasteri. Ecco, poi un modo di pensare, Cosa pensa, anche questo è sempre satirico di Petronio, c'è un nuovo ricco, diciamo, dice: io non ho studiato geometria né critica né altre stupide balle, ma le lettere cubitali le conosco. Cioè, questo era quello che volevano i più. Sapere leggere, non scrivere. Anche questo è interessante. Cioè a me basta leggere quello che scrivono. Per esempio, il magistrato fa proclama una cosa che prevede un provvedimento e quindi io devo saperlo leggere e poi suddividere per cento, assi, libri o monete. Quindi saper leggere e far di conto. Questo era il massimo per un commerciante, per esempio. Tenete presente che, per esempio, le anfore, ne vedremo poi qualcuna, sulle anfore veniva scritto con il pennello la destinazione, il contenuto dell'anfora, delle cose in abbreviazione, e quindi era necessario che qualcuno sapesse leggere, perché quello che portava l'anfora poi doveva sapere dove la portare e che cosa conteneva. Ecco, quindi questo tipo di diffusione, cioè del saper leggere, doveva avere una sua importanza anche quantitativa nella popolazione, specie di quelli che però avevano questo tipo di spinta, anche se qui la troviamo un po' volgare, ma qui Petronio vuole un po' criticare questo tipo di persone. Ecco, e vediamo un po' di così, proprio volo d'uccello su alcune epigrafi. Questa è una epigrafe tra i sepolcri degli Scipioni, che vedete, si vede che è una grafia non troppo bella, siamo un po' in epoca repubblicana, insomma. Questa è già migliore con Silla, e si legge perfettamente, anche noi la possiamo leggere senza, ovviamente, il problema delle abbreviazioni, che in certi casi può essere complesso da decifrare, ma insomma questa qui è abbastanza. Questa sono i fasti triunfales. Ho messo una sottolineatura ai nomi che ho messo in nero a destra, ma al di là della scritta. Qui abbiamo l'elenco di tutti i magistrati a cui è stato concesso di fare il trionfo perché avevano vinto una guerra, una battaglia.
Questo è il classico miliario, che ovviamente veniva usato anche come manifestazione propagandistica del potere, perché ci sono le dediche agli imperatori, sono entrambi sulla via tra Brescia e Verona, uno al miglio 17 e uno al miglio 32, e uno è Diocleziano di Massimiano a Costanzo, quell'altro è Valentiniano I, Valente Costanzo, a distanza di circa 70 anni. Ecco, questo era forse uno dei più diffusi sistemi di comunicazione, che ovviamente erano importanti sia per chi leggeva ma anche per chi scriveva, che faceva sapere che era stato lui a fare. Ecco, su questo invece volevo un attimo soffermarmi, perché la trovo deliziosa. Allora, qui abbiamo colore della penna, vediamo, facciamo rosso, colore della penna rosso. Allora, epoca cristiana, siamo nel 431, V secolo, insomma, dopo Cristo. Cristiano si capisce perché c'è il monogramma di Cristo, l'alfa, l'omega, le colombe, l'ulivo, tutto quanto quello che serve. Evidentemente a quest'epoca le lapidi funerarie sono vendute già confezionate, cioè te le vendo già con il suo disegno di partenza, e quindi le persone poi se le fanno incidere. Ecco, qui abbiamo una scritta che adesso non voglio fare le pulci a quello, all'apicida che si è messo a fare questo lavoro, ma ci dà è lo specchio di un mondo. Allora, vediamo, innocuus, sarebbe innocus puer, vuol dire bambino innocente. E qua è scritto nomine, guardate che ho un mouse. Ora, ovviamente, quando è arrivato a nomine, avrebbe dovuto fermarsi, perché se il bambino si chiama Siddhi, un bambino orientale, da quello parleremo, non puoi cominciare con la S qui e poi avere la I e ti incagli sulla foglietta dell'ulivo e devi finire col D qua. È un disastro totale, però siccome il contenuto poi, come vedremo, il bambino è morto, ic, quindi qui, innocus puer, nomine Siddhi, ic, questo qui c'è sepolto il bambino, e vedete che deve dire che è vissuto, Bixit scrive, perché il bambino si chiama Siddhi e quindi è sicuramente un orientale, e probabilmente di genitori o comunque la comunità a cui si rivolge è parlante greco, e quindi se non si azzardano a scrivere Vixit, perché temono che si legga Wixit, che era giusto lo stesso, ma non gli suona, perché sanno che si dice Vixit anche, e quindi usano la B, che sicuramente in greco il beta si legge V, non so se mi spiego, è un po' un giro, però loro così hanno una certezza che si legge Vixit. Poi trovate un già quasi italiano, meses, non menses, meses, quindi già qua abbiamo, come abbiamo tardo. Sì, ma 431, ma abbiamo già superato il problema della menses, questa difficoltà che è stata risolta in italiano. E poi abbiamo un bellissimo quator, non quattuor, già questo qui è già 4, già ci siamo già. Quindi intanto poveretto il bambino è vissuto menses quatuor, cioè 4 mesi. Dies biginti, e qua c'è di nuovo la V che non riescono a pronunciarla, e quindi devono mettere la B, biginti di nuovo quatuor, che va a finire dall'altra parte, insomma comunque è vissuto 4 mesi e 24 giorni. Petitus in pace, chiamato in pace. E poi c'è la data, il 3° giorno prima delle riti di aprile, essendo console Anicio Euchenio Basso, e anche qua Basso mette la S, una, perché la S è pronunciata già da sola, era pronunciata S, come, quindi c'era già la doppia. Comunque, a partire da questo volevo farvi presente che c'è un'intera branca dell'epigrafia che studia
gli ultimi momenti di vita, come vengono definiti. Qui abbiamo bambino a 4 mesi e 24 giorni, ma noi abbiamo delle cose straordinarie. C'è un signore che aveva non così pochi anni, ma 75, che dice di essere morto, 75 anni, 3 mesi, 5 giorni, 3 ore e mezza. Cioè, ecco, e questo qui aveva 75 anni. Adesso me ne faccio subito vedere una di uno di 100. Non ho purtroppo la fotografia, ma ho la trascrizione. Questo dice: qui è sepolto Le Burna, maestro di recitazione, vuol dire attore, che visse più o meno 100 anni, plus minus centum, Sono morto tante volte, ma così mai. Straordinaria, è straordinaria secondo me, perché ci fa ridere anche noi adesso. Questo secondo me costituisce un anello della catena che rimane costante, insomma, ecco. Però questo qui plus minus, ecco, il plus minus va moltissimo, perché non tutti sapevano quando erano nati. Però abbiamo delle cose, soprattutto per i bambini particolarmente giovani, abbiamo dei termini che si usano solo, per esempio semis, che vuol dire mezz'ora, no? Semi-ora o semis voleva dire la mezz'ora, e ci sono quelli con i minuti. Aspetta se lo trovo, quello dei minuti. Eccolo qua, questo qui visse 5 anni, 10 mesi, 8 giorni, 3 ore, 5 minuta. Ora minuta, il minutum sarebbe circa, non so come hanno fatto sto calcolo, 6 dei nostri minuti, quindi è una mezz'ora insomma in questo caso. E c'è questa continua rincorsa, ma tenete presente che siamo in un mondo in cui la vita media, calcolata sempre su questa base qui, è attorno ai 25 anni. Cioè, la vita media 25 anni, vuol dire che c'è una mortalità infantile terrificante, no? E quindi chi viveva, i sopravvissuti volevano dichiarare tutto il tempo che uno era vissuto. Molto bene. Comunque questa qui è straordinaria. Siamo a Pest, insomma a Budapest, ed è qui c'è anche l'indicazione a Pannonia. Andiamo a vedere i graffiti parietali, che sono tantissimi. Questo è il più celebre, ovviamente la fotografia non è un granché, ma insomma dà l'idea, ed è il quadrato magico pompeiano, su cui non ci soffermiamo perché sarebbe troppo lunga Questo è invece una casa interna, sembra molto Mr. Magoo, quel personaggio, comunque è una caricatura con scritto Rufus Est. Questo è Rufo. Questo è, secondo me, trovo anche questa molto bella, è un problema di natalità, cioè è l'uomo che scrive, dice: Zetema, la mia donna, mi ha portato un figlio somigliante a lei, non è mio, né mi assomiglia, ma attenzione, vorrei che fosse mio, anzi volevo proprio che fosse mio, quindi probabilmente è andata a finire che lo ha preso, ecco. Ed è, insomma, voglio dire, non ha fatto un femminicidio, lo ha tenuto, e anche perché voleva, è bellissimo secondo me, perché ce ne sono centinaia, ho fatto un po' una scelta, questa mi pareva carina, e poi c'è questa che è bellissima. Questa è i prezzi dello stesso sgrammaticato, perché questa qua scrive così: Edone, che è lo stessa, comunica, dicit sarebbe. Qui si beve anche con una sola moneta. Se ne darai 2 berrai vino migliore, se ne darai 4 berrai vino Falerno. Cioè qua scelta, il cliente decide, a seconda di quello che mette sul tavolo io verso. Anche qui c'è solo un problema, perché invece di quatuor qua scrive quantus, però insomma non possiamo, ma è chiaro che nella sequenza al raddoppio ci va quatuor lì. E poi io ho chiamato i soliti turisti, cioè quelli che scrivono sui monumenti, che non siamo solo noi i moderni graffitari. Allora qui stiamo parlando di donne, perché l'ho preso solo di donne ricche,
che sono in vacanza in Egitto, sono tutte italiche perché Antonia Agrippina e quale Agrippina sia lasciamo pur stare, e Giulia Saturnina sono chiaramente italiche, però capaci di scrivere in greco, e siccome sono nella parte orientale scrivono in greco. Allora la prima, quella di cui ho fatto la riproduzione, è a Tebe, sulle tombe dei re, è scritto, vede, Antonia Agripeina, Ipatiche Istoresa, cioè Istoresa ha scritto, Antonia Agrippina, Ipatiche vuol dire moglie di un console, Ipaticos è il console, quindi lei è Ipatiche, vuol dire consolessa, ma non si dice, insomma, moglie del console. Mentre l'altro, di cui ho trovato la riproduzione proprio del graffito, è sul monumento cosiddetto Colossi di Memnone, forse avrete sentito, di cui avete sentito parlare, sono due statue del faraone Amenofil III. Queste durante un terremoto, queste sono del XIV secolo a.C., cioè, tanto per dire, ma c'è stato un terremoto, poi quando l'imperatore Settimio Severo le ha restaurate ha fatto finire il fenomeno. Quando era mattina la differenza di temperatura faceva sì che l'aria passava attraverso le fessurazioni e queste sembrava che suonassero, cantassero, avevano un suono, le statue facevano un suono e quindi avevano raccolto un'enorme quantità, come dire, ma adesso turismo religioso, cioè andavano lì per assistere al miracolo della statua del faraone che suonava. E per far questo scrivevano, volevano che fosse scritto che loro c'erano, perché che dopo la divinità magari che non pensasse che erano da un'altra parte. E quindi scrivevano il loro nome e anche qui in questo caso scrivevano l'ora in cui avevano sentito il suono. E quindi, perché Memnone in realtà, questi non sapevano che era Amenofil, l'avevano chiamato Memnone, che sarebbe stato il figlio dell'Aurora, e quindi quando c'era l'Aurora questo qui suonava e salutava sua madre, e questo era il miracolo, in questo consisteva il miracolo. Però nel 192 Settimio Severo ha fatto restaurare sta roba e non ha più suonato quindi qui sarà venuto meno anche tutto il commercio, le bancherelle di quelli che stavano dietro al... Ecco, questa qui infatti scrive proschinema, cioè è una scritta di ossequio, una scritta Iulias Saturnines, quindi la signora così si è presentata alla divinità, chissà, insomma, voglio dire, esiste anche questo fenomeno qui interessante, perché moltissime sono le donne, probabilmente, non saprei dire, probabilmente questo tipo di miracolo chiamava qualcosa che avesse a che fare con le donne. Questa invece è recentissima perché è dell'ottobre scorso, è stata trovata e cambia la datazione della eruzione di Pompei. Perché mentre si pensava, ma si sapeva che era un errore, perché dalle valutazioni archeologiche si era capito che avevano fatto la vendemmia, quindi non poteva essere il 24 agosto, ma tendenzialmente si diceva a tutti l'eruzione di Pompei, mentre probabilmente sarà da mettere il 24 ottobre. Questa, che è del 17 di ottobre, è una scritta a carboncino, capite che questa spariva, se non era stata protetta sarebbe stata spariva nell'aria, insomma. E dice: il 16° giorno prima del calende di novembre, quindi il 17 ottobre del 79, perché quello è l'anno, il Vesuvio scosse, qui non sappiamo se impulsit è intransitivo, cioè si è messo a scuotersi, oppure hanno saltato casa, città, eccetera, e c'è la parola Vesuvius. E quindi questa, siccome stavano lavorando, sono dei muratori, stavano facendo dei lavori e hanno ritenuto opportuno scrivere questo, perché magari poi ci passavano sopra col pennello, fatto sta che questo è rimasto e dopo pochi giorni è finito tutto, insomma. Questo per dire che esistevano anche scritte a carboncino, che chiaramente sono le prime che poi si perdono. Questa invece sono scritte su affreschi. L'interesse di questo è che è un affresco su un monumento funebre di uno che
aveva un commercio tra Ostia e Roma, portava le granaglie. La cosa interessantissima è che c'è il nome della nave, che è una roba rarissima, avere il nome di una nave, Isis Giminiana, il primo nome della sinistra, poi abbiamo il Magister che sarebbe il pilota, il capitano, poi il proprietario della nave, lo sappiamo perché poi il monumento funebre è dedicato a questo, e il sacco scritto res, le cose versate dentro. E quindi questo. Poi c'è l'altro modo di scrivere con il mosaico, il più celebre dei mosaici scritti, Cave Cane, fai attenzione al cane, di Pompei. Questi sono i marchi di produzione di questi scritti sulle anfore, cioè chi produceva l'anfora. Poi ovviamente c'erano le scritte anche a pennello per dire il contenuto dell'anfora, eccetera. Questa è una scritta sui mattoni, come si usa anche adesso, insomma. E questa è un'altra cosa ancora, scritta su legno, su fogli di legno. Vedete che sono anche quei buchi per rilegarli. Qui siamo a Vindolanda, in Gran Bretagna, sul Vallo di Adriano. Sono i legionari che scrivono su questa roba qui, perché col clima che c'era sicuramente il papiro si sarebbe sbriciolato e sciolto sotto loro, e quindi scrivevano su queste tavolette di legno. E questa è una tavoletta di legno invece africana, in epoca vandalica. È un corpus chiamato Tablet Albertini, da quello che l'ha studiate, e sono tutti contratti, cose commerciali di epoca vandala. Questi sono i diplomi, un esempio di un diploma militare che viene dato quando il militare andava in pensione, ed è di metallo. E questi sono, tocchiamoci ferro, perché questi sono quelli che dovevano servire a far morire uno. E quindi sono tutti di piombo, perché il piombo viene usato solo per questa cosa qui, e si chiamano deficciones, tecnicamente. Qui per esempio ce l'hanno con un veterinario che si chiama Porcello e con sua moglie, e qui c'è annienta, uccidi, strangola Porcello e sua moglie, la loro anima, cuore, natiche, fegato. Ovviamente sono sempre un po' rovinate, perché venivano tutte attorcigliate e spesso anche penetrate con un chiodo, per dare un po' un avviamento a questa maledizione. Vedete che il veterinario si trova già, quello orizzontale in basso, già tutto avvolto dalle bende funebri, come gli augura, chissà cosa avrà fatto il veterinario, avrà fatto morire il gatto. Poi invece c'è questa che è accompagnata da una simpatica tavoletta statuetta tipo voodoo, e qui c'è una maledizione. Vedete che si vede da come è piegata che è stata tutta, ecco. E questa ho scelto una sola moneta per darvi un'idea. Questa è una moneta a tamburo battente preparata immediatamente dopo la morte di Giulio Cesare, ed è Brutus Imp, il comandante Bruto che ordina la produzione, e il messaggio è chiarissimo: Idi di marzo, Eidibus Martiis. Ci sono due pugnali che sono stati utilizzati e il berretto frigio per dire siamo tutti liberi. E talmente è piena di messaggi. Bruto è quello lì raffigurato. Quindi abbiamo il salvatore della patria, i pugnali che sono serviti, il berretto frigio e la scritta che ancora adesso noi diciamo saranno le Idi di marzo del politico X. Ecco. Qui adesso salterei perché siamo arrivati alla fine, salvo dirvi una cosa finale importante, cioè che uno dei sistemi di comunicazione erano le cosiddette recitationes, cioè si andava come qui, adesso noi, uno leggeva un testo e gli altri ascoltavano. Se leggeva una tragedia o brani della tragedia, tutti quanti è come se teoricamente avessero letto anche loro la tragedia. Era il modo di leggere che sta un po' tornando adesso, tra audiolibri, tra anche questa cosa che state riprendendo voi, che uno poi la va a sentire in internet, è la stessa cosa, stiamo tornando un po' lì, e quindi alla parola che viene sentita, ascoltata e non letta. Allora non era possibile diversamente. La rivoluzione, adesso andiamo un po' avanti, eccolo qua, questo qui, tornare indietro.
Ecco qua. La rivoluzione che c'è anche in Roma antica si avvia alla fine del III e soprattutto nel IV secolo, a partire dal IV secolo, ed è il cosiddetto Codex, che è sempre il nome della tavoletta, perché secondo lo stesso sistema di rilevatura della tavoletta di cera si è pensato di mettere i fogli di papiro, invece di incollarli tutti e di fare un papirone, di fare la stessa cosa della tavoletta, cioè che io la giro le pagine della tavoletta. Questa è una vera e propria rivoluzione, perché invece di avere solo una riga o poche righe alla volta sfogliando il papiro, io mi trovo 2 pagine davanti agli occhi, 2 pagine, e facilmente passo di 2 pagine in 2 pagine, un'enorme quantità di... Però a questa rivoluzione, cioè di aver messo le pagine in posizione di sfogliamento invece che di srotolamento, io devo accostare un'altra operazione, che è la lettura silenziosa, perché il codice porta progressivamente alla lettura silenziosa, che è un rovesciamento di fronte rispetto a tutta la storia della lettura nell'antichità, che è una storia fragorosa, insomma, no? di lettura. E ce ne dà la prova testimoniale Agostino, che va a Milano, incontra Sant'Ambrogio, entra nella stanza di Sant'Ambrogio, mi pare di averla, eccola qua, e vede che Sant'Ambrogio sta leggendo ma è zitto e rimane meravigliato di questa cosa qua, perché dice gli occhi correvano sulle pagine, ma com'è questa cosa strana che accade, perché succede questo? E qui abbiamo la testimonianza diretta del momento in cui qualcuno smette di esternare, ma comincia a tenersi dentro questa cosa. La rivoluzione della lettura quindi parte da questo esempio, come ho detto, fragoroso, che tutti quanti che dicono a voce alta quello che vedono, quello che leggono, invece si passa a una situazione invece in cui la lettura diventa intima, diventa personale, fa ragionare, ti fa anche fare una cosa particolare. Sui bordi del testo, mentre pensi, aggiungi tu qualcosa, correggi, metti un'osservazione, crei la nota, cominci a entrare in un mondo che è un mondo tuo. Ora, ovviamente, questo sviluppo si avrà in particolare nei conventi, perché vi potete immaginare una sala di lettura di un monastero, se tutti quanti leggessero ad alta voce diventerebbero matti, quindi automaticamente anche diciamo, questa tecnica viene assimilata e si fa. Quindi questo è il modo con cui insomma, avevo pensato un po' di chiudere, cioè questo passaggio dal fragore della lettura di tutti su tutto a una intimizzazione della lettura, che però è anche la matrice del nostro modo di leggere, anche se, ripeto, sta tornando anche un altro modo audiovisivo che sta un po', siamo anche noi vicini ad altre rivoluzioni, le abbiamo già viste, le vediamo tutti i giorni, internet, no? Consente a chiunque di scrivere a tutti. Pensate una volta con un Ostracon o una tavoletta a chi potevo darlo a uno, ecco. Quindi con questo volevo chiudere e ringraziarvi dell'attenzione. Se avete qualche